Una commissione tanto attesa e tanto nervosa quella che si è tenuta ieri in sala consiliare nel comune di Chioggia. Seconda commissione, trasporto pubblico locale, presidente Marcellina Segantin, un pubblico nutrito e variegato, formato soprattutto da residenti nelle frazioni, che speravano probabilmente di ascoltare evoluzioni positive per il servizio. La commissione è stata richiesta dagli esponenti del Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle e ha visto la partecipazione di responsabili di Arriva Veneto. Ha visto anche la partecipazione del sindaco Armelao per il tempo necessario a esporre la sua posizione. L'escursus fatto da Montanariello, contestato animatamente dal consigliere Mantovan, che sentiva come prioritaria la necessità di un confronto sulla situazione attuale e non su quella pregressa, non è stato proprio peregrino. La diatriba iniziale verteva sulla strada che avrebbe intrapreso ACTV, se era in capo all'azienda l'intenzione di stare con Chioggia o se le sue intenzioni erano quelle di abbandonarla. Su questo punto tra maggioranza e opposizione non c'è accordo per una questione di mancanza di sostenibilità economica del servizio. A parere della maggioranza l'azienda avrebbe voluto il saldo di importi non tutti dovuti, mentre l'opposizione critica l'aver indirizzato verso altri obiettivi le risorse necessarie a mantenere il servizio. In ogni caso, se anche ACTV avesse manifestato poco interesse per Chioggia, non sembra che l'amministrazione di Chioggia ne abbia dimostrato molto di più, disertando le convocazioni nei momenti topici in cui si sarebbero gettate le basi per una contrattazione del servizio futuro. Il sindaco ha fatto una disamina particolare e opinabile sulla situazione che si era venuta a creare con ACTV, affermando che gli autisti messi su Chioggia erano prossimi alla pensione, quindi con scatti maggiori più costosi all'azienda, molti di loro usufruendo della 104, quindi con minor produttività, tra l'altro permettendo all'utenza di viaggiare a sbafo, non mettendo controlli. Tutto ciò, detto da un sindacalista, lascia abbastanza perplessi. In questo senso si è espressa l'opposizione, ricordando che si tratta di temi riguardanti il rapporto azienda e lavoratore e la gestione del servizio, non il committente, quindi non il comune. L'ingegner Marco Massimetti di Arriva Veneto ha confermato che si tratta di un servizio emergenziale. Il programma di esercizio è quello che si è pattuito in fase contrattuale, fatto salvo modifiche in corso d'opera che l'azienda quantifica in 16 richieste fino ad ora da inizio rapporto, mentre l'assessore Chio, indignata, ne riconosce solo 3. In ogni caso anche il chilometraggio è quello pattuito in fase contrattuale e c'è pochissimo margine ora per una riorganizzazione del servizio. Al termine dell'anno scolastico si potranno rivedere le corse verso le spiagge. Massimetti ha riconosciuto che l'azienda ha interesse nel territorio e nel mantenere il rapporto lavorativo anche in futuro. Per lo scopo ha fatto anche investimenti sia nella flotta che nel personale, ma è stato anche detto che se per un qualche motivo si decidesse di recedere il contratto non ci sarebbero problemi. Ci sono stati dei punti di tensione nell'incontro, sia nel momento in cui il consigliere Dolfin ha detto chiaramente all'azienda che se non è in grado di fare proprio il lavoro si dedichi ad altro, e quando sono state espresse opinioni divergenti tra azienda e assessore sulle modifiche del programma. Deluse le frazioni, soprattutto il presidente del comitato di Sant'Anna, il quale ha affermato che a lui e ai suoi concittadini non interessano minimamente tutti i giochetti più o meno celati nel rapporto tra l'azienda del trasporto pubblico e l'amministrazione. A lui i suoi concittadini non chiedono questo, ma se il servizio subirà miglioramenti, modifiche, se per l'estate riusciranno ad andare in centro a Chioggia la domenica o in spiaggia, riuscendo anche a tornare a casa. In occasioni come quella di ieri l'azienda riesce a cogliere le esigenze del territorio. Il suo ruolo è rispettare il programma deciso dal committente. Aumentando le risorse migliorerebbe il servizio e l'opposizione ha manifestato la sua disponibilità a votare in Consiglio una variazione di bilancio per poter investire nuove risorse nel servizio a favore dei cittadini. A breve inseriremo gli interventi della Commissione sul canale YouTube di Chioggia Azzurra. Nel nostro sportello offriamo servizi luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, da lunedì al venerdì 8:30 12:30, 14:30 18:30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento.